In questo video faremo un esercizio di tapping EFT per portare giù l'ansia e lo stress. Sappiamo che ansia e stress sono collegati al dolore fisico, quindi è utile prenderci cura di questa parte emotiva della nostra salute mentale per curare dolori fisici. Parliamo di dolori fisici nociplastici. Io sono il dottore Alessio Veneziano, mi occupo di problematiche psicosomatiche, anche chiamati dolori nociplastici, principalmente la parte della cervicale e della testa e schiena. Sappiamo che questa parte è vicino alla colonna vertebrale, è quella più impattata da problematiche più emotive, ok? Quindi i dolori possono essere anche molto intensi, ma possono essere generati da un cervello in allerta. L'ansia e lo stress è molte volte la causa di questi dolori. Ti aiuterò in questi 5-10 minuti per alleviare un po', questa pressione che hai addosso. Quindi semplicemente, adesso iniziamo con un voto da 0 a 10 sulla tua ansia e lo stress. Quanto ti senti pressata, quanto ti senti pressato da questo stress? Notalo, annotalo su un foglio o a mente perché faremo un confronto poi alla fine, o lo farai tu alla fine. Quindi in questo momento per me, per esempio, sono a un livello di stress di 3-4, giusto perché magari devo fare questo video, e lo confronterò con quello dopo. Quindi le frasi che ti dirò le devi semplicemente ripetere dopo di me, facendo gli stessi picchiettini, questi tapping in diversi punti del corpo che vedi adesso. Il primo sarà sulla sopracciglio, lato dell'occhio, sotto l'occhio, sotto naso, mento, clavicola, sotto l'ascella e sulla testa. Il primo sarà invece sul karate point. È importante adesso iniziare con un respiro profondo dal naso, a rilassare dalla bocca. Importante rilassare prima il corpo quando facciamo il tapping. Rifacciamo un altro respiro profondo dal naso, manteniamo per qualche secondo, rilasciamo dalla bocca. L'ultima volta, respiro profondo dal naso, tratteniamo per qualche secondo e rilassiamo dalla bocca. Bene. Ripeti adesso queste frasi mentre che fai questo tapping sul karate point. È indifferente, sinistra o destra, decidi tu quale porzione del corpo. Lavoriamo su tutto il corpo alla fine, anche se sembra che fai un tapping su un lato solo. Quindi andiamo sulle frasi. Anche se in questo momento sento ansia e tensione, ripeti dopo di me, accetto come mi sento e scelgo di darmi un attimo di respiro. Anche se mi sento sotto pressione, accetto questa emozione e scelgo di essere gentile con me stesso. Anche se è difficile rallentare, scelgo di ascoltarmi e di fare pace con quello che sento. Bene, adesso faremo i giri sopracciglio, quindi sento questa tensione dentro di me. Lato dell'occhio, a volte è come una stretta al petto. Sotto l'occhio la mente corre e non riesco a fermarla. Sotto il naso. Forse cerco di controllare tutto. Mento, ma è stancante, davvero stancante. Clavicola. Riconosco che sto facendo del mio meglio. Sotto l'ascella, anche se a volte sembra non bastare. Sopra la testa. E va bene così. Inizio ad accogliere ciò che c'è.
Secondo giro, sopracciglio. Posso lasciare andare un po' di questa pressione adesso, lato dell'occhio. Non devo risolvere tutto adesso, sotto l'occhio. Un respiro alla volta, mi alleggerisco. Sotto il naso, il mio corpo merita calma. Mento, mi do il permesso di rilassarmi. Clavicola, è sicuro per me abbassare le difese. Sotto l'ascella, sto tornando nel mio centro. Sopra la testa e mi sento un po' più presente. Ultimo giro, scelgo la mia calma, anche se non è facile. Lato dell'occhio, mi sento più radicato, più stabile. Sotto l'occhio c'è spazio per il respiro e per più chiarezza. Sotto il naso mi apro alla fiducia e al coraggio, piano piano. Mento. Anche dentro in questo caos posso trovare una pausa. Clavicola. Sono più forte di quanto credo. Sotto l'ascella merito pace e merito benessere. Sopra la testa. E adesso scelgo di portare tutto questo con me. Chiudi gli occhi, fai un bel respiro profondo dal naso, lascia dalla bocca e nota come ti senti ora rispetto all'inizio. Puoi confrontare il voto che ti eri dato all'inizio. Dovrebbe essere diminuito, se non è diminuito probabilmente è perché le parole che abbiamo usato non ti risuonano con la tua persona. Nella maggior parte diciamo che queste parole ti risuoneranno. Rifai a questo punto, se questo esercizio ti ha dato una mano, rifai un altro giro, quindi rimetti indietro questo video, rifai questi 3 giri, idealmente falli ogni giorno, una volta al giorno, per almeno una settimana, nota come ti senti. Non durerà molto, 5-10 minuti di tempo che devi dedicare per te. Questa non è l'unica cosa che dovrei fare. Ovviamente bisogna riprendere l'attività fisica, bisogna andare a capire quali sono queste ansie, su che fondamenta arrivano. Ti ricordo che lavorare sull'ansia è un lavoro non solo sulla mente, ma sul corpo, quindi imparare anche a usare il respiro e imparare anche a capire che i tuoi dolori, i tuoi sintomi sono collegati a un sistema nervoso centrale. Se vuoi lavorare con me, puoi candidarti nel link in basso per avere una personalizzazione di questi tapping NFT che più sono personalizzati, più queste parole sono verso, diciamo, ideate per la tua persona, più funzionano. Il mio programma è un programma che si chiama Neurobalance, puoi visitare il link in descrizione per trovare un po' più di dettagli. Lavoriamo solo attraverso candidatura, non sono da solo, sono io e il mio team di psicoterapeuti. Io sono il dottor Alessio Veneziano, spero che questo video ti abbia aiutato in qualche modo. Ti lascio un'altra meditazione, un altro video che ti potrebbe aiutare nei giorni successivi per vedere subito se il mio approccio risuona con te e ti consiglio di continuare con questi tapping per almeno 2-3 giorni e vedere i risultati sul tuo corpo. Ti lascio al prossimo video. Grazie per essere stato qua.